Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Un uomo di 76 anni è stato trovato morto in casa a Termini Imerese, in provincia di Palermo, dal personale dei Vigili del Fuoco e dai carabinieri che sono intervenuti chiamati da un parente. A conferma di quanto accaduto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono in corso ulteriori indagini da parte dei carabinieri per accertare le cause che hanno portato l'anziano alla morte. Fuoco e fiamme in un'abitazione a Favare, in provincia di Agrigento ed esattamente in via Umberto. All'interno dell'immobile vivevano due extracomunitari, ma sono riusciti comunque a lasciare l'abitazione chiamando i soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, un materasso sarebbe andato in fiamme. I rappresentanti sindacali di FILT CGIL e FIT CIS SL di Catania esprimono preoccupazione per la riduzione del servizio di trasporto pubblico MTS della città di Catania causata dalla mancata revisione degli autobus a metano. Si tratta di un pessimo biglietto da visita per tutti quei turisti che visiteranno la città in occasione della festa di Sant'Agata. La pioggia sarà protagonista indiscussa della giornata di domani, 27 gennaio 2023. La Protezione Civile regionale però non comunica alcuno stato di allerta meteo, ma rovesci e temporali in tutte le province, nessuna esclusa. Le province siciliane più calde risulteranno essere, secondo le previsioni meteo, Catania e Messina, con massime di 15 e 14 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10.